Amici bellini, non siamo primi in classifica, quindi siamo tranquilli. La pressione che ci vogliono mettere addosso, no. L'Udinese è fortissima, quindi con calma possiamo analizzare gli screenshot della partita col Cagliari, perché ci sono dei momenti molto interessanti che volevo farvi vedere. Qualcuno già saranno sdoganati. Spero di portarvi qualcosa che non vi hanno fatto vedere gli altri. Cominciamo. Allora, voglio essere anche velocissimi, i ritmi devono alzarsi, senza ritmo non si può giocare a calcio. Alessandro Fimiani, benvenuto sul canale, iscrivetevi al canale con fiducia perché ci stiamo divertendo, è una stagione dove dobbiamo sorprenderci anche delle possibilità che il Napoli può andare a racimolare qua e là, se inciampano anche le altre e tu ne approfitti perché le stiamo vedendo le situazioni, anche l'Inter è inciampato. Insomma, non voglio parlare di arbitri, perché ne abbiamo parlato estensivamente per quello che riguarda la situazione nostra, no? Della nostra partita. Poi dovremmo guardare anche gli arbitri degli altri, perché proprio in Monza Inter succede un fatto. Scavalchiamo, facciamo alla Spalletti, proprio niente, non ne parliamo proprio, anche se è proprio quando si vince che se ne dovrebbe parlare. Ma andiamo al campo perché è più bello. Allora, eccoci qua, un sacco di tempo non facevo in screenshot, mi stavo dimenticando come si fa, il fatto di non avere le coppe in mezzo. Vabbè, la Champions è roba di altri in questo momento. Vediamo come il Napoli ha rischiato qualcosina, però il tentativo è quello di essere un pochino più corti e quindi rischi qualcosa, però secondo me è un rischio migliore rispetto a quelli corsi con il Parma, perché in questo caso vediamo la linea del fuorigioco, quindi i difensori un po' più vicini al centrocampo e ai centrocampisti, e quindi se il Cagliari lancia dalla difesa almeno li metti in fuorigioco. In questo caso abbiamo messo in fuorigioco piccoli, poi una volta che tu fai il fuorigioco devi comunque rincorrere e dargli fastidio, quindi ci sta. Ma per questo tentativo, che comunque ha lasciato qualche spazio al Cagliari, è veramente difficile fare le pagelle, perché stiamo parlando di un 4-0 fuori casa e qualcosa l'abbiamo lasciata per strada, però i numeri dei miei voti sono abbastanza alti. Avete notato quante volte ho detto bravo, però bravo dopo, quindi quella pezza messa dopo fa salire il mio voto. Abbiamo ritrovato un Anghissà in grande spolvero, molto presente, attivo non solo nel recupero palla, ma anche nel riproporsi poi in avanti e andare a riempire gli spazi. Il gol del Napoli arriva su questo recupero palla, la palla vagante, la famosa palla di nessuno, che recupera Anghissà e poi cederà a Politano. È bello che in questo recupero vediamo molti giocatori avanzati, accanto ad Anghissà pronto a contrastare c'è anche Di Lorenzo, Obot che è qui, Lukaku è a terra perché Mina l'ha buttato a terra perché lo stava mantenendo e stava ricevendo il pallone. E questo tra l'altro è Spinazzola, che molto spesso è andato per vie centrali per creare densità. Qua andiamo a vedere la scelta, l'algoritmo di AI Shed dei nostri Giuliano e Giovanni Iannone ci aiutano a calcolare in questo momento, nel momento in cui Politano deve scegliere cosa fare quando ha la palla lassù. Vedete, un assist aveva una percentuale poi di riuscita positiva del 14%, perché ci sono troppi giocatori del Cagliari nella zona della porta, con Anghissà che aveva continuato la corsa e c'è anche Kvara. Quindi l'ideale era un passaggio indietro, un passaggio laterale, che è proprio quello che farà verso il centro all'indietro. Poi Lukaku ha la possibilità di, per tentativo di tiro 40%, passaggio per tentativo di tiro 45, entrare con la palla in aria 14, e quindi fa la scelta giusta, cioè il passaggio per il tentativo di tiro, che è quello di Di Lorenzo. Ha la possibilità, se fa un tentativo di tiro, di andare bene al 66%, se invece fa un altro passaggio. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, si abbassa al 15%, entrare con la palla in aria 18%, insomma tutti in questa azione hanno avuto la lettura giusta, quella anche algoritmica, che a seconda delle posizioni in campo e anche di come sta andando la partita
ti dà percentuali di successo, quindi la lettura è stata perfetta. E lasciate il like per le tecnologie e i potenti mezzi. Qui la prima parata di Meret, siamo al 18esimo e siamo proprio subito dopo il gol del Napoli e il Cagliari reagisce subito, c'è una buona azione di Gaetano, siamo anche tutti ben distribuiti in difesa, però dobbiamo considerare che c'è anche l'avversario, non sempre è un errore nostro che porta poi all'occasione da gol, l'avversario si muove bene, sposta bene il pallone, fa dei buoni movimenti senza palla e arrivano al tiro, anche senza necessariamente un errore nostro. E in questo caso è Azzi che esplode il sinistro e Meret si distenderà bene sul suo palo, la palla sembrava proprio diretta sul palo. Qua ho urlato in reaction perché mi sembrava proprio un'opportunità là, forse perché proprio non è le sue corde, non è distinto, non gli viene di provare a tirare in porta lì magari anche col sinistro che non è la situazione sua, e infatti qui Anghissà è come se fintasse il tiro ma poi la dà all'indietro qui per Lukaku, che però è ben controllato da Luperto, quindi Lukaku riesce a toccarla ma viene contratto, e qua io insomma Anghissà io ci avrei provato a tirare una bomba o lì o addirittura di solito si tira alto sul primo palo e lì il portiere non sa cosa coprire e quello sarebbe stato 2-0 e poi non consenti al Cagliari di fare un finale di primo tempo alla grande arrembata e poi anche nel secondo tempo. Ed è vero che rischiamo anche un pochino, la partita di Buongiorno è stata importante, Buongiorno è stato messo con voto altissimo di WhoScored, di SofaScore in tutte le classifiche anche europee, perché poi fa una buona partita difensiva e fa anche gol. Però io devo essere pignuolo perché me ne accorgo in reaction, di conseguenza non posso dimenticarmelo nell'analisi, che un paio di volte ha lasciato rimbalzare dei palloni, una volta anche capita a Spinazzola, e qui tenta un tentativo un po' maldestro di intervenire col tacco per anticipare Piccoli, e insomma segnaliamola la cosa perché devo dare bene il voto a Buongiorno e 12 ci darei 12, invece diciamo che ci sono anche lì margini di miglioramento. Però quello che c'ha Buongiorno è che se anche cicca un intervento non molla, non è che ho sbagliato, partiamo alla prossima, no, sbagliato, continua a correre e ci mette una pezza. E qua l'altra ottima parata di Meret. Di questa parata, sul colpo di testa di Piccoli che mangia un po' in testa Rachmani, il pallone schiacciato a terra è abbastanza vicino a Meret. Di Meret qua voglio sottolineare una cosa, cioè che lui mentre para allunga la doppia mano verso l'esterno per non respingerla centralmente dove un tap-in, c'è Luvumbo lì vicino eccetera eccetera. Para e allunga, quindi per allontanare il pallone verso l'esterno. Questa è la parata che devo veder fare a Caprile, perché Caprile molto spesso nei suoi interventi la ributta al centro e poi dipende dai difensori. Qua Meret è bravissimo a fare questo, ad allontanarla verso l'esterno e poi il pallone verrà ribattuto da Lopot. Questo è stato il momentino un po' la caca, che va benissimo e si può dire, specialmente quando fa comunque 2 assist e un gol. Sottolineiamo che insomma non è non stiamo parlando di un giocatore infallibile, anche lui probabilmente quando arriverà al massimo della forma conta i passettini per finire sul pallone bene, non per calpestare il pallone. Qua Kvara fa un passaggio geniale qua in mezzo con i giri giusti, ma Lukaku finirà sopra il pallone e da questa azione, dove il Cagliari poi recupera la palla, si va all'altro versante, dove qui Buongiorno lo devo dire, qua è dove mette la pezza finale su Gaetano, però si allontana un po' troppo, invece di correre verso Gaetano all'indietro corre praticamente dritto, e quindi questo passaggio di Luvumbo finirà poi a Gaetano che proverà il tiro, e lì ci sarà la mezza deviazione di Buongiorno. Vedete, cioè non perfetto, esseri umani, non robot perfettissimi, però con la volontà di dire non mi arrendo, ho sbagliato la corsa, ho sbagliato l'idea, vado a metterci una pezza. E poi all'interno insomma di questo forcing finale del primo tempo, visto che ne avevamo parlato anche in live, Mina è ampiamente in fuorigioco quando riceve il pallone e la stampa sulla traversa, poi l'azione continua e ci sarà anche il palo, però è tutto da annullare perché qua siamo saliti bene a fare il fuorigioco. Quindi sì, fortunati, sfortunati eccetera eccetera, siamo saliti bene, prendiamoci aver fatto bene la lettura del fuorigioco. Siamo quindi al secondo tempo, questa è la parata proprio difficile, quella che ho definita miracolo
nella reaction. Qualcuno mi ha scritto, incredibile, ieri guardavo un pochino i commenti, ce n'erano due vicini, uno diceva Meret è mediocre, ha semplicemente parato il suo lavoro, perché gli devi vedere così. Quello là di sotto dice wow, niente di me, hai fatto un urletto streaming sito e poi hai criticato Meret per l'uscita. Non ne usciamo più, perché siete innamorati delle vostre idee e purtroppo uno ha stabilito che Meret è scarso, e quindi anche quando fa dei miracoli, che io ho sottolineato, è il suo mestiere, non ha fatto niente di particolare e non si può dare ragione a Meret. Quell'altro che invece è innamorato di Meret e deve andare addosso a così, viene da me e dice non ti sei emozionato abbastanza, glielo stai criticando lo stesso. Non ne usciamo mai più, non possiamo guardare. Io faccio sempre l'esempio di Mazzocchi, che tecnicamente proprio sulla carta è il momento debole del Napoli, ma sta giocando bene, ce la sta mettendo tutta e non sta facendo errori clamorosi. Si può dire sì, si può, dal mio punto di vista sì, e infatti qua io devo sottolineare che troppo spazio per il cross, credo che fosse ancora Azzi che mette questo cross in mezzo per Luperto, che nel frattempo era sceso ed era andato a riempire l'aria. Troppo spazio Spinazzola e Kvara, gli avete lasciato troppo spazio. Kvara deve stare più vicino, Spinazzola deve accorciare subito. Due giocatori, Kvara, Spinazzola che sta dando meno di Mazzocchi, è l'importante non essere innamorati delle proprie idee se si vuole fare un'analisi seria. E qua Di Lorenzo, ripeto, grande partita sia in attacco che in difesa. Qua è Di Lorenzo che si fa mangiare in testa da Luperto, è lui che stacca benissimo Luperto. Si può dare un po' di valore anche allo stacco di Luperto? Sì, non è un errore di Di Lorenzo, ma è Di Lorenzo che si fa mangiare in testa. L'altra grande parata, che per me è meno miracolosa ma molto più bella, cioè quella sul tiro di Marin, dove con l'altra mano, la mano di richiamo, la stampa sulla traversa, viene da un'azione assolutamente casuale, perché c'è questo tentativo di cross di spiovente in questa zona che colpisce alle spalle Anghissà, quindi il pallone rimbalza in questa zona e a questo punto si fa la corsa che arriva prima. Ci prova Politano, ci proverà Lobotka, ma ci arriverà prima Marin, che recupera il pallone, si libera di Lobotka, carica il destro e la palla poi buona, la parata di Meret sulla traversa. Non è detto miracolo, è il suo dovere. E da qui parte l'azione bellissima che finisce col gol di Kvara e che finisce in copertina. Da questo recupero difensivo di Di Lorenzo, qua aiutato c'è anche Mazzocchi, Di Lorenzo fa un ottimo recupero difensivo e fa partire l'azione. Io ho contato 23 passaggi, senza fretta. Questo mi è piaciuto in reaction, che non c'era la fretta di andare direttamente di là e poi ti scontravi contro un muro e non davi il tempo agli altri di accompagnare Lukaku, e invece si parte, si arriva alla zona Lukaku, poi si torna indietro tranquillamente, un pochino di calma. Loro stavano nel forcing e invece no, abbassi il ritmo, ti risistemi, ricrei i triangoli e questo è il più bello. E qua ti spieghi perché, anche se ci fosse un esterno, un braccetto di sinistra forte, magari ti fidi di Oliveira, ecco perché secondo me Conte vuole Di Lorenzo in quella zona lì, perché Di Lorenzo vede delle cose tatticamente e negli spazi che probabilmente metterci un Rachmani lì non lo farebbe. Di Lorenzo già detta o capisce o ricorda, perché può essere che questi triangoli quadrilateri li hanno provati in allenamento. Vedete che Anghissà e Lobotka stanno molto vicini, hanno giocato molto vicini per gli scambi stretti. Ora tu il triangolo lo puoi chiudere così, vai Lobotka e poi si rinserisce Anghissà e chiudi. E invece Di Lorenzo già fa il movimento. Lobotka, credetemi, prima di ricevere il pallone già sta guardando il movimento di Di Lorenzo e quando riceve palla da Anghissà gliela dà di prima con Di Lorenzo che sarà già qui. È bellissima questa azione, sono proprio quei movimenti belli che tu dici oh solo Sarri, solo Spalletti. No, anche Conte. Ci sono letture, ci sono delle cose che si studiano, che si preparano e che ti creano quella superiorità numerica. Il calcio di Conte è brutto, il calcio di Conte è bello. Il calcio, vi piace il calcio? Il calcio è fatto di tante situazioni tecnico-tattiche e questa è proprio quella lì. Di Lorenzo che avanza a centrocampo, poi la darà a Lukaku che farà un'altra lettura che non è assolutamente una lettura banale, perché credo che Lukaku con la sua esperienza dice
La do a Mazzocchi, sta più avanti di tutti, che ha fatto il movimento giusto per accompagnare e si preoccupa e si porta praticamente Luperto a spasso. Gliela do a Mazzocchi. Non penso di aver guardato qualche partita dove Mazzocchi aveva, oppure in allenamento mi sono accorto. O tento un esterno che è anche più difficile come passaggio in profondità, per un Kvara che sta arrivando da dietro, che per forza ha più percentuali di riuscita nella giocata nella finalizzazione. Lukaku fa la scelta e questo è il gol che ci mette in tranquillità, spegne un po' le velleità del Cagliari. Poi sul gol stesso di Lukaku, dove sbaglia Scuffè, sottolineiamolo che Politano, che stavamo oltre il 70esimo, si fa un bel pressing addosso al portiere per dargli fastidio e per costringerlo all'errore. E sottolineiamo che Kvara, che aveva pigliato tutto mazzato e sta lì pronto ad approfittarne, e poi c'è Lukaku che è libero. E sottolineiamo anche che il passaggio di Kvara semplice verso il centro, Politano fa un bel velo, non si mette in mezzo, fa il velo e poi il tapino di Lukaku diventa facile. Sottolineiamolo, perché poi ci piace Neres, ma se Politano fa una bella cosa, sottolineiamolo! E sottolineiamolo che Simeone esulta come un tifoso, come uno di noi al gol del suo competitor che gli spezza completamente la stagione, cioè arriva Lukaku e quando gioco più esulta proprio. Ed lo sapete quanto è importante. Ma di Simeone non sottolineiamo solamente lo spirito di gruppo, ma lo spirito di campo, perché questa è una scivolata sua al limite dell'area, pulita, perfetta, ad aiutare i compagni, ad aggiungere, a bloccare un potenziale tiro che poteva succedere, un macello lì in aria. Simeone in campo è entrato con lo spirito giusto. E al gol di Buongiorno devo sottolineare alcune cose importantissime. Lukaku che esulta così serio, che esulta tantissimo, tutto contento, e i due amichetti Ngong e Kvara che si abbracciano. Politano sta parlando con, credo fosse Spinazzola, Raspadori e Zerbin, no? Un pochino gli amichetti che si sono creati, le amicizie che si sono create nello spogliatoio. E subito dopo questa scena bellissimo, e dopo, con Gong che sono amici proprio, si sfottono tra di loro, e Lukaku lo guarda e Kvara guarda Lukaku. Questa è una scena che gelosia, sai, sempre nel ridere, però è una scena, è uno sguardo geloso, hai abbracciato quello là, è uno sguardo infatuato, innamorato, siamo una coppia che potremmo fare grandi cose, il nuovo che avanza però è vecchio, però con il nuovissimo, così fate il rinnovo a Kvara. Parliamo del gol di Buongiorno, cross di Neres dal calcio d'angolo, lo sottolineiamo sempre, e qua sottolineiamo che Luperto, che era stato brevissimo a mangiare in testa a Di Lorenzo in attacco, qua in difesa, che dovrebbe essere il suo mestiere, si fa scavalcare dal pallone, mentre Buongiorno impatta bene e segna. Momento Oriali, che mi dà quella tranquillità, sta succedendo qualcosa sugli spalti, così non ci deve pensare, ci penserà anche il capitano, ma non ci deve pensare l'allenatore, così c'è uno apposta che poi va a parlare con chi di dovere, dà una mano e dà una supervisione con grandissima esperienza. Evviva Oriali, evviva Oriali, evviva Oriali. Altri momenti che non finiscono negli highlights, il Lukaku che vi dicevo quest'estate, cioè che chiede sempre il pallone e se non glielo dai un pochino si lamenta. Va tutto bene, perché poi ci serviva quel tipo di giocatore anche rispettato dal resto del gruppo. Tu ti appoggi a quello che rispetti di più, e qua gli devi dare il pallone, Politano. E qua Lukaku si può lamentare quando vuole lui, ma è giusto che tu gli dia questo pallone in profondità. Lui te lo sta facendo vedere, non è in fuorigioco. Dopo andrà probabilmente in fuorigioco e Politano dirà ma c'era il fuorigioco, no, me le era prima. Lukaku non me le rate quando marai. Finché si vince, finché segna, tutto a posto. Lo noterete quando sarà il pareggio, la sconfitta. Ma calma, evviva Oriali. Poi a grandissima richiesta in live questa scena della panchina con Kvara e Lukaku, e con Gong che si fa sonnellini perché non vedrà il campo probabilmente mai più, con la crescita di Neres, col fatto che c'è il Raspadori, che tutti questi, c'è McTominay che può giocare in quella zona lì. Ngong ha un compito importante, quello di essere il migliore amico di Kvara. No, in questo momento non c'è altro. Poi sparring partner in allenamento sicuramente, ma credo che il campo
non lo vedevo. È un peccato perché secondo me il ragazzo ha talento. Poi è chiaro, non entrano negli highlights gli ingressi di Oliveira, così e così Oliveira, un po' di sbavature, ecco perché si fa preferire Mazzocchi rispetto a mettere Oliveira a braccetto. Secondo me questa è la situazione al momento. McTominay che entra al posto di Kvara, ma andiamo sul campo, ci spostiamo, possiamo dare anche i voti considerando anche quelli che entreranno nel secondo tempo. Come ho detto e non cambio idea, migliore in campo per me Meret, fate quello che volete insomma nei commenti, non mi può interessare, io devo darvi il mio giudizio e quindi si prende 9 perché sono tante le parate anche di ottima fattura e nei momenti quando fai la parata non stai sul 4-0 e fai la parata e stai sull'1-0 e rischi di rimetterli in corsa, quindi molto molto bene Meret. A Di Lorenzo do 8, sì, si è perso Luperto come anche altri hanno fatto delle piccole sbavature, però mi è piaciuto tanto sia in fase di molti momenti in cui è stato freddissimo in fase difensiva, cosa che da lui non ci aspettiamo sempre, e poi tutto l'occupazione degli spazi centralmente, arriva qui a tirare, a finalizzare, gioca qui a centrocampo dove c'era questa necessità di tenere Lobotka e Anguissa in verticale molto vicini che si alternavano, e lì deve entrare Di Lorenzo a coprire questa zona. Molto spesso Buongiorno e Rachmani si potevano allargare per far andare uno dei centrali di centrocampo lì in mezzo, con Di Lorenzo che era a questo punto libero di farlo. C'è sempre questo 3+2 di impostazione da dietro che permette sia a Spinazzola che Mazzocchi di stare molto avanti con i due trequartisti più centrali, in modo tale che non è solamente palla su Lukaku come qualcuno ha detto, molto spesso è palla su Kvara che sta centrale, palla su Politano che va dall'altra parte. Quindi questo lo puoi fare quando c'hai Di Lorenzo, probabilmente con un altro braccetto meno abituato a questo lavoro che lui ha sviluppato anche con Spalletti, da terzino come faceva anche un po' Calafiori, da centrale a 4 e come stiamo vedendo fare anche a Cambiaso. Questo è il calcio 2.0 dove tu c'hai dei ruoli ma devi andare oltre e poi ti devi risistemare in fase difensiva. Do 8 a Di Lorenzo, do 7,5 a Buongiorno per quelle due sbavature, ma ci aggiungiamo anche ottimi interventi, ottima leadership difensiva e anche il gol. Do 6 a Mazzocchi, non si può dare di meno, non voglio nemmeno dare di più perché qualche limite ce l'ha. 6 tranquillamente. 7 ad Anguissa, è bello poter dare 7 sia a Lobotka che a Anguissa. Lobotka molto bene, tantissimo in tutte e due le fasi, però abbiamo rivisto l'Anguissa che dobbiamo vedere, molto spesso finiva qui in attacco, veniva a coprire, ancora qualcosina non perfetto. 7 però penso sia meritatissimo. E 6 anche a Spinazzola, bello il tunnel qui, a volte accompagna la fase difensiva senza intervenire poi più di tanto. Ecco perché siamo arrivati a tante situazioni pericolose per il Cagliari, perché abbiamo accompagnato, a livello di posizionamento c'eravamo, però gli abbiamo fatto fare delle cose. Quindi è abbastanza assurdo dare 7,5 a Buongiorno, 8 a Di Lorenzo e poi il migliore in campo è Meret, è abbastanza assurdo. Kvara 7,5, cercano di metterlo fuori combattimento dopo 20 secondi, lui resiste, continua a fare la partita, resta lucido, dispensa assist, non si incaponisce in dribbling ma lavora per la squadra, recuperi difensivi, ne contiamo 2, uno più bello dell'altro, e poi anche il gol con grandissima freddezza, oltre che gli assist. 7,5 è il minimo. Politano 6,5, voglio dargli qualcosa in più di Mazzocchi e di Spinazzola. Neres scalpita e sta lì, però sta continuando a fare tutto un lavoro importantissimo e anche in fase d'attacco. Non dobbiamo essere innamorati delle nostre idee, quando il giocatore che non ci piace tantissimo fa le cose giuste lo dobbiamo dire. E poi probabilmente la riflessione che facevo con gli amici abbonati: se ci fosse al posto di Mazzocchi un walker, per esempio, no? Un cursore che però anche fisicamente quando sta qua tu stai tranquillo, può essere anche che Politano non dovrebbe fare, non ci sarebbe bisogno di fargli fare tutta quella fase difensiva e potrebbe giocare di più Neres. Quindi in questo momento ci dividiamo un po' i compiti, perché probabilmente Mazzocchi non ti garantisce anche tutta quella copertura che ti serve nella difesa a 5 eccetera eccetera. Quindi ecco, Neres, abbi pazienza, se puoi chiamare tu le bimbe di Conte, magari le bimbe da un po' di spazio, non lo so, di calciomercato non ne so proprio niente. A Lukaku do 8, utile dirlo, gol, assist, si regge l'attacco da solo. E poi entra Oliveira,
al posto di Spina, non mi ha fatto impazzire, non gli do il voto. Poi al 74esimo, via i 3 cavalieri dell'Apocalisse, vediamo Gilmour, vediamo McTominay in questa zona e vediamo Simeone entrare e prendere mazzate e distribuire il primo cartellino giallo a Mina, finalmente. Meritano 6 tutti e 3 e anche qualcosina in più, un 6 più a tutti e 3 che entrano bene. Mi è piaciuto assai Gilmour, McTominay può fare di più probabilmente, ma sono entrati in maniera positiva, certo su una partita abbastanza indirizzata, ecco perché aspettiamo per dare dei giudizi incredibili. E poi anche Neres, che si muove sempre ad un tocco preciso e poi va in profondità e poi dal suo calcio d'angolo arriva il gol di Buongiorno, quindi molto bene. Lo sto dando il voto a Conte o no? Non mi ricordo, lo potete dare voi nei commenti. Il voto a Conte per me va intorno al 6,5, perché qualcosa si deve ancora sistemare, ci stiamo lavorando, però si vede come il suo spirito sia stato inculcato nel gruppo e si sta riflettendo sul campo. Ci sarebbe tanto altro di cui parlare prendendo da SofaScore e far vedere un pochino come vedi il team of the week. C'è Lukaku, c'è Kvara, c'è Anghissà, c'è Buongiorno, c'è Di Lorenzo e Kvara è il miglior giocatore in generale della Serie A, con un SofaScore rating di 8,28. Non so se mi spiego. Abbiamo Buongiorno, abbiamo Di Lorenzo. Anche in generale per quanto riguarda le statistiche, Kvara sta a 9,2 come suo massimo nella partita col Bologna, ma compare anche con l'8,7 con la partita col Cagliari, e il Napoli sta lì come prestazioni. Se tu togli, ho già pensato alla prossima domanda, ma c'è più rammarico per la partita col Verona o più soddisfazione per quello che si sta facendo, eccetera eccetera? Non lo guardiamo, la classifica non la guardiamo, però faremo il recap della Serie A per parlare anche delle nostre avversarie, c'è tempo e quindi approfondiremo anche questi numeri. Di conseguenza ditemi voi che ne pensate oppure no. Di solito sono sempre interessanti i commenti sotto ai video, ci sono degli spunti su cose che mi sono sfuggite, ma io mi sto divertendo un mondo. Non c'è manco bisogno di entrare nel discorso della giornalista sarda, che poi così veramente andiamo a rovinare tutto un bel racconto di analisi del calcio che può occupare video lunghi senza nemmeno toccarli. Gli argomenti poi polemici che ti portano più click e più cose, guardate un pochino che bello sarebbe parlare solamente di calcio, e invece siamo costretti anche solo a menzionare perché siamo alle solite e ci avviciniamo verso un'altra trasferta delicata dove probabilmente faranno di tutta erba un fascio e faranno una cosa all'italiana, non potete viaggiare eccetera eccetera, quando devi andare nel profondo a capire le origini di tutto questo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, è molto lungo, lasciate il like perché sennò nessuno se lo vede, ma non fa niente, io lo faccio anche spesso solo per me perché mi diverto un mondo. Vai, i like, vai.